spero che il razzismo non impedisca al sindaco Conte, al Comune di Treviso, di sottoscrivere questo protocollo, ricordando, veniamo ora dalla Procura di Treviso, che il procuratore Zampicini Massimo ha aperto un procedimento che è il 1056 del 2019, dopo che il 15 marzo abbiamo denunciato il sindaco Conte per razzismo, è tuttora aperto per razzismo. Incursione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Rom, Sinti e Camminanti alla conferenza stampa del Comune di presentazione del protocollo d'intesa per il rilancio di Treviso con le attività produttive del territorio. Facendosi passare per giornalisti, il presidente Marcello Zuanisi e il suo collaboratore Davis Maior hanno prima assistito in silenzio alla conferenza, poi hanno chiesto che anche i Rom possano sottoscrivere l'accordo. I Rom sono esclusi da ogni possibilità di sviluppo economico in questa regione, non solo, ma un sindaco si permette di dire che non ha i requisiti, se ne deve andare anche di questa città. Allora io con molta educazione, ma con fermezza dico no, e non puoi chiedere i soldi all'Europa e poi li fai sparire e escludi i Rom e i Sinti camminanti dalle attività commerciali. I rappresentanti delle categorie economiche se ne sono andati alla spicciolata, mentre Zuanisi ricordava al sindaco Mario Conte di essere tuttora indagato per istigazione all'odio razziale dalla Procura di Treviso. Non hanno fatto altro che peggiorare la loro posizione nei confronti degli occhi dei cittadini, delle attività produttive, perché di fatto hanno disturbato, però insomma questo è il loro modo di operare, noi li ascoltiamo, ovviamente non diamo alcuna importanza a quello che dicono e soprattutto se hanno fatto una denuncia per razzismo ci sarà un giudice che deciderà se Conte è stato razzista nel momento in cui ha detto che chi non ha i requisiti non può stare all'interno delle case popolari. Evidentemente loro si sono sentiti chiamati in causa, non credo sia un problema mio, è sicuramente un problema loro.